Anche quest'anno l'attività dell'Ordine sarà intensissima. Cominciamo la nostra attività convegnistica con un tema importante sia dal punto di vista scientifico che lavorativo per tanti colleghi, qual è quello dell'invecchiamento. Questo è un convegno che nasce tra l'altro da un gruppo di lavoro, quindi da una lunga e faticosa opera da parte dell'Ordine. Il messaggio è che l'Ordine, con l'aiuto di tutti i colleghi della comunità professionale, può lavorare, può approfondire, può fare molto e poi può rendere dei contributi che siano arricchiti e che poi diventino pratica professionale, che si traducano in uno sviluppo per la nostra categoria. Ci saranno molte altre attività e è necessario il coinvolgimento, la partecipazione di tutti i colleghi, perché altrimenti l'Ordine rimane un ente separato, staccato dalla realtà, che non ha antenne sul territorio, distante dai professionisti che invece vuole e deve supportare. Nel gruppo abbiamo pensato di proporre questo incontro ai colleghi, che oggi sono venuti numerosissimi, per condividere esperienze, opinioni e aggiornarci dal punto di vista formativo. Abbiamo avuto in mattinata dei relatori importanti, dalla dottoressa Borella per la ricerca, alla dottoressa Falchero su un argomento come la sessualità per gli anziani. La dottoressa Carena ci ha parlato del dolore e io stesso ho illustrato una buona prassi sulla compilazione della svama cognitiva. Al pomeriggio intendiamo parlare delle stesse confrontarci con i colleghi in piccoli gruppi sugli stessi argomenti del mattino e quindi approfondire e consentire a ciascun collega di raccontare anche la propria esperienza. Il nostro gruppo di lavoro oggi verterà sulla compilazione della svama cognitiva, in quanto dai gruppi territoriali che abbiamo condotto in questo anno di attività sono emerse una serie di criticità e di difficoltà da parte dei colleghi nella compilazione dello strumento, dello short e anche della parte di disturbi comportamento. E quindi abbiamo intenzione, attraverso un confronto molto aperto tra colleghi, di attivare uno scambio di esperienze in modo tale che poi emergano delle idee comuni, in modo tale che poi le possiamo riportare in sede di plenaria e che diventino uno stimolo di riflessione per tutti gli altri colleghi presenti. Il dolore nell'anziano, l'importanza del ruolo dello psicologo. Questo perché, come è stato detto anche nella relazione del mattino, è molte volte un problema sottostimato e in cui ci sono molti pregiudizi e della difficoltà ad affrontare questa tematica. Quindi la nostra idea è di affrontare questo tema partendo da un caso clinico, affinché emerga un po' l'esperienza dei colleghi e si riesca alla fine ad evidenziare delle possibili buone prassi nella gestione del dolore, proprio perché questo tema venga portato alla luce e venga affrontato considerando l'importanza che ha per la qualità di vita dell'anziano e di come poi ci sia un risvolto positivo nella gestione del dolore per tutta l'organizzazione, naturalmente con un approccio che sia multidisciplinare e dove emerga il ruolo dello psicologo come tassello di una presa in carico di più ampio spettro. Il workshop di questo pomeriggio verterà sul profilo dello psicologo dell'invecchiamento. Già abbiamo inviato ai propri colleghi un invito a compilare un questionario inerente proprio al profilo, e così in questo modo oggi, attraverso degli stimoli, i colleghi ci diranno e ci sarà un confronto tra di noi su come stilare questo profilo. Riprenderemo un po' i temi del mattino e andremo a individuare assieme ai colleghi anche delle buone prassi da riportare in struttura con i colleghi e con gli operatori, proprio perché il tema della sessualità è uno dei temi un po' più difficili da trattare all'interno di un ente e, come diceva anche la relatrice questa mattina, spesso ci sono ancora dei pregiudizi e dei tabù, quindi è nostro compito anche poter affrontare queste tematiche e individuare delle buone prassi da poi realizzare concretamente.